Sì, ma non si poteva rimandare. Comunque, scusate l'eventuale tosse. Scusate l'eventuale tosse. Che ci possiamo fare? Allora, dice, Berlusconi avverte il PDL e attacca i PM. Risposta? Io chi? Lui, il boss dei boss, cioè il grande vecchio, no? Il grande vecchio, quello giallo? Dice, mi limito ad informare. Vabbè. Che dice? Bersani, che dice? Bersani ha detto che bisogna fare qualcosa. E Di Pietro pure. E la Moratti pure. E Decorato pure. E Berlusconi pure. E Napoletano pure. Sì, ma che cosa? Tutto e niente, dice. Lasciare carta bianca ai PM, alle polizie, agli avvocati, all'INPS, all'INAIL, alle SATRI, agli amministratori condominiali e non, alle portinaie, ai delinquenti stanziali di passaggio, eccetera. Tutto e di più, purché si distrugga la russocaramia. Primo fra tutti, il boss dei boss, il grande vecchio, quello giallo, no? Si è messo in testa, dice, di ritornare infante da Yellow Old Sad, come si pronuncia Yellow Old Sad, a Yellow Babysit, insomma. Che è che c'è? Laura Tragni. Ma che cazzo, ma è sempre questa cazzo di Laura Tragni? Che dice? Dice, Russo, ma sto qua è proprio fuori. Dice, scusa se mi sfogo con te. Ma in riferimento a che cosa? Comunque off topic. Comunque, dice, l'unico fuori qui in Italia è il grande vecchio, fuori di testa e fuori di casa, al freddo e alla fame. E attorno sciacalli, falchi, iane, avvoltoi. E che? Perché, fra virgolette? È il titolo di una canzone. Sì, vabbè. Ancora Laura Tragni dice, la russocaramia, dice, mi sta sul cazzo, va bene? Dice, la russocaramia mi sta sui coglioni. Ma che cazzo ce ne frega a noi, off topic? Ma a lei cosa gliene frega? Comunque stia attenta, la russocaramia è tutelata dallo Stato. Dice, o è lo Stato tutelato dalla russocaramia? Dice, non ricordo. Dice, sì? L'uno e l'altro, una cosa del genere, ma dura a capire, vabbè, la capiscono loro. Io non già gli capito un cazzo. Spese condominiali. Gli amministratori battono cassa. Dice, pagote scasso. Ma guardi che... Dice, pagote scasso. Ma guardi che... Pagote scasso. Dice, è scassa, vaffanculo. A questo punto, dice, buoni o cattivi che siano, non ci resta che passare le pratiche tutte alla sindaca stellare di Milano, ai 2 manga presidenti d'Italia. Più scassano, dice, e più si scassano. A 2 l'energia più vicina a te batte cassa. Dice, pago taglio, pago ti scasso. Ma guardi che pago ti scasso. È scassa, vaffanculo, a questo punto non ci resta, eccetera. INAIL. Ancora, l'INAIL è sempre stato, no? Lo Stato batte cassa, dice, pago ti scasso. Ma guardi che pago ti scasso. È scassa, vaffanculo. Tasse. Tot euro per IRPEF, tot per ICI, tot al commercialista, mezza giornata persa. Lo Stato ti ricambia facendoti il servizio, facendoti vomitare addosso dai suoi portavomiti protetti dalle polizie, dai PM, dagli avvocati, eccetera, no?
Questo dice l'Italia. Italia. Italia, Italia. Paese al mondo più bello non ce n'è. Sì. Nei video bisogna lasciare spazio al grande vecchio. Dice, e così dice non c'è gusto. Inoltre dice, il grande vecchio si incazza, dice, e le fa scontare a me. E no, e le sconta su di me. Forse voleva dire. Beh, è la stessa cosa, no? E dice, e vocalizzare. Dice, il grande vecchio dice non sa leggere bene, se ne è dimenticato, ma forse non ci vede bene, non lo vuole dire. E gli occhiali, forse gli vengono i soldi per comprarsi gli occhiali. Ma nei video dice bisogna lasciare spazio al grande vecchio. Va bene. In risposta a un certo Davice 22, dice, Di Pietro? Tu dici Di Pietro? Ma quello è la gran cassa dei PM, dice privati massoni, privati minchioni. Sì, i PM dice non è vero che ce l'hanno con Berlusconi, ammazzano i cittadini, quelli che non possono difendersi. Berlusconi si può difendere, che cazzo ammazzano a Berlusconi? Chi sta dice con i PM è un nemico del popolo, dell'Italia, dell'umanità. Oh veramente? So così forte sti PM. E lo è, dice, anche chi i PM li lascia fare, complici. In Italia dice, chi? Un grande vecchio? Dice, in Italia dice solo io a combattere contro la mafia, quello vera. Ancora Laura Tragni che dice, ma la Narcisa Zarasti e il Toga di Paco Pena, dice, non caricano più i video di Mike Buongiorno. Ma che cazzo ce ne frega a noi? Che poi chi è che sono? Narcisa Zarasti la porta via quei coglioni. Comunque dice, dei vomitini virtuali non ce ne frega niente o quasi. A noi interessano i conatini reali. Il portavomiti, c'è il portavomiti che dice? Dice, i tuoi figli, dice, hanno pagato, in effetti troppo caro, il non aver previsto quel gran pezzo di merda che eri e che sei, ma dove sono ora? Sentimenti come odio o rimpianto non servono poi molto. Beh, che cazzo vuol dire? Dice, Laura Tragni è una merda, ho intenzione, dice, di cavargli gli occhi dal culo, ops, dalla faccia. Prima di ammazzarla quella troia di merda deve andare a far compagnia a quei pezzenti di figli. Ma che cazzo ha contro la Laura Tragni? Comunque questo è da 11480/05 un procedimento penale, minacce gravi nei confronti della dottoressa Laura Tragni, giudice del Tribunale Incivile di Milano. Allora aveva ragione Laura Tragni, aveva ragione, ecco qua stanno i prove, che aveva ragione. Chi è che l'ha minacciata? In galera. Dice stop, dice, lo Stato, l'Italia batte cassa, la tassa, se non paghi ti scassa. Ancora Laura Tragni dice, taci coglione, ma non si sa a chi si riferisce. Comunque, Laura Tragni, semplice togata, quella vera, non quella virtuale, quella reale, la Laura Tragni, quella del Tribunale Incivile di Milano, quella vera, è una semplice togata del Tribunale Incivile di Milano. Non è un PM, e cioè un privata massone, un privata minchione. Vuoi che il grande vecchio si perda per una togaticchia, una fetecchia? Ma lo sai chi è il grande vecchio? Lo sai? Capra! Sei una capra! Informati, istruisciti, apprendi, impara, capra! E basta.
So